Pressing sull'Assemblea del Lati Idrico di Agrigento. Dopo il Comitato Interprovinciale per la Gestione dell'Acqua Pubblica entra in azione anche il Movimento 5 Stelle. Riflettori puntati sulla partita che si giocherà dopodomani. All'ordine del giorno della seduta la valutazione in merito al possibile scioglimento del contratto con Girgenti Acque. I grillini tuonano subito la rescissione. A sollecitarlo sono in particolare i deputati all'Ars Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro. Saccense il primo, Favarese il secondo. Purtroppo non potrò essere presente alla riunione di venerdì, afferma Mangiacavallo, perché è impegnato con l'approvazione della finanziaria all'Ars, ma attento e auspico un atto di coraggio da parte dei sindaci agrigentini, tanto auspicato dai concittadini stanchi di una gestione inadeguata ormai da troppo tempo. In attesa comunque della decisione che prenderà Lati, i due deputati pentastellati sono tornati a chiedere con una interpellanza rivolta al presidente della regione Nello Musumeci e all'assessore Piero Bon l'istituzione della commissione tecnica con fini ispettivi prevista dalla legge regionale in materia di risorse idriche, impugnata dal Consiglio dei Ministri, ma che rimane, sottolineano i due, valida ed efficace, soprattutto nella parte che riguarda l'istituzione di questo organismo previsto dall'articolo 12. La commissione attende di essere istituita da quasi 3 anni, nonostante le reiterate sollecitazioni fatte dalla sottoscritto al governo durante la scorsa legislatura, spiega Matteo Mangiacavallo. Questa commissione speciale, dichiara Giovanni Di Caro, sarebbe un ulteriore strumento di democrazia partecipata attraverso il quale i rappresentanti dei cittadini, ovvero gli utenti finali, avrebbero la possibilità di manifestare il proprio giudizio sull'operato del gestore privato del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. La commissione sarebbe presieduta dal legale rappresentante dell'Assemblea territoriale idrica, composta da 3 sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante dei comitati di cittadini per l'acqua pubblica e da un funzionario del Dipartimento Acque e Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità.